Bene, uno degli interessi, avete sentito dalla biografia di Bruno Visentini, riguardava il diritto societario. Se ho ben capito, già la tesi di laurea era fatta, no, su questo tema con Ascarelli. Ecco, ed è stato naturalmente un interesse che ha continuato nella vita come studioso e come politico. Quindi era un punto importante da illustrare in questo ricordo, e la lezione introduttiva viene fatta dal figlio professor Gustavo Visentini, che è ordinario di diritto commerciale alla Luis Guido Carli di Roma, e in quella università dirige il CERADI, Centro di Ricerche sul diritto d'impresa, che poi diventa anche il braccio operativo della Fondazione Visentini, e quindi ha già prodotto delle pubblicazioni rilevanti. Ho visto l'Orvieto, no, sulla riforma del diritto societario, ma la illustrerà il professor Visentini stesso. A commento abbiamo il professor Michele Vietti, che è ordinario di diritto della società all'Università Internazionale di Roma, personaggio notissimo, quindi un po' mi vergogno a presentarlo, ma insomma voglio ricordare che è stato presidente della Commissione per la riforma del diritto societario e poi presidente della Commissione per la riforma del diritto fallimentare. Attualmente si interessa di riforma dell'ordinamento giudiziario, quindi insomma una persona che ha passato certi punti nodali della società italiana da protagonista, oltre che essere stato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi avremo, ecco, delle analisi, credo, veramente ad alto livello su questo tema. La parola al professor Visentini. Grazie. Un appendice che conferma quello che ha detto mia sorella su Sereni, l'ho avuta a Luis, perché la nipote era la Luis. E no, adesso non vado ad aggiungere, ma la mamma mi ha confermato, la mamma di questa laureanda mi ha confermato quello che poi per altre strade aveva visto. Sereni non voleva parlargli perché, essendo comunista, non potevano essere salvato da chi non era comunista. Mentre la figlia non lo era, la nipote, quando l'ha raccontata a mio padre a casa, ha detto sì, lo so, dice, difatti, dice, sono finiti da un'altra parte. Totalitario era proprio dentro la pancia, e quando è mancato Sereni, papà ha fatto un articolo che io non avevo ben capito in quel momento lì, perché non sapevo che erano in qualche modo legati, e ha detto com'è possibile che una persona intelligente potesse trovarsi in queste condizioni. L'ha raccontato in un articolo al Corriere. Perché discutiamo ancora di società per azioni? Perché il problema ce lo troviamo addosso, e il problema della società per azioni è un problema politico che coinvolge diritto societario, diritto delle borse, diritto tributario. I due nodi fondamentali sono diritto tributario e diritto societario. La società per azioni, società anonima, è nata con la rivoluzione industriale per la necessità di investimenti a intenso capitale che le banche e le famiglie non erano più in grado di dare. È nato questo mostriciattolo, o questo mostro. Nella prima parte della relazione, nelle prime pagine della relazione di Bruno Visentini, di mio padre, qui a Venezia, a proposito della riforma delle società, presentando i lavori della Commissione della riforma delle società, pubblicati nella rivista delle società, è dedicato proprio a Adam Smith, Rathenau, le diverse. Gli americani, era rimasto sorpreso, me l'aveva raccontato che un americano dei primi dell'Ottocento era molto contro la società per azioni. Adam Smith era contro la società per azioni. Cos'è, dopo tutte le esperienze di questi secoli, la società per azioni? Ha la caratteristica
di isolare da responsabilità persone fisiche, di essere un'istituzione che pone un problema di raccolta del capitale tra il pubblico che non avviene in forme privatistiche, cioè non si esaurisce nel contratto ma sollecita un problema di ordine pubblico, problema tradizionale, gli assegnati della rivoluzione francese, la vicenda dell'eau. Ogni qualvolta il pubblico è coinvolto in vicende finanziarie, anche se cosciente di correre rischi, anche se intenti speculativi, quando è massa mi crea un problema di ordine pubblico, per cui le leggi di protezione del risparmio sono innanzitutto leggi di protezione dell'ordine pubblico. Ne abbiamo un recentissimo esempio attraverso i postergati o i derivati che non sono stati presi da un vero pubblico di massa e quindi non si è ancora creato il problema, ma i postergati, la Banca dell'Etruria. Dall'altro lato, la società per azioni pone un problema, è un potere anonimo. Due strade, l'esperienza, portate a modello, a semplificazione, due strade, l'esperienza ha indicato per affrontare questo problema. L'una, che è tipica degli Stati Uniti in tutta la sua evoluzione, ma che l'Inghilterra, noi, è la soluzione privatistica. Cioè, è un'impresa, se deve fallire fallisca, se crea problemi di stabilità è il legislatore che interviene in via congiunturale, non può l'amministrazione intervenire. Quindi l'ordinamento sviluppa fortissime discipline di diritto privato, diffuse sul mercato. Queste discipline fanno anche, in qualche modo, da equilibrio col potere che crea la società per azioni. Il potere è di disporre enormi capitali per fini anche diversi da quelli del guadagno. Se c'è il socio cattivo che ti impone di guadagnare, la Morgan o la Goldman ne farà di tutti i colori, ma alla fine il conto deve portarlo. C'è un modo di astringerlo a fare il suo mestiere e non altri, o di fare gli altri in funzione del suo mestiere. L'altra soluzione è quella che più noi abbiamo sperimentato, Francia e Italia in forme diverse, è quella dell'intervento pubblico. Dell'intervento pubblico che dopo la guerra, con un'economia di mercato, perché nella posizione fascista e nell'organizzazione che è stata data da Beneduce era statalizzazione, invece nella posizione successiva è un intervento per sostenere imprese in crisi o situazioni difficili o settori di crisi, intervento sul meccanismo finanziario dell'impresa. Agevolo l'impresa nel momento finanziario. Questo presuppone quella che è stata poi definita un'economia di prevalenza di intermediazione bancaria sull'economia di mercato, che è quella delle borse degli Stati Uniti. Perché? Perché devo canalizzare il risparmio su entità che posso poi in qualche modo, di solito pubbliche, le nostre erano tutte pubbliche, che posso in qualche modo manovrare in funzione del sostegno, del salvataggio e via dicendo. Questa soluzione era obbligata dopo la guerra. Queste soluzioni, come vediamo anche in tanti altri paesi che si stanno affacciando sul mercato, sono congiunturalmente necessarie molte volte, utili e necessarie, ma sono congiunturali. Nel medio termine creano innanzitutto una difficoltà di finanziamento delle imprese. Il solo finanziamento bancario o la prevalenza del finanziamento bancario uccide o rende difficile l'innovazione, rende difficile affidare al mercato di rischio iniziative che non possono essere affidate alle banche. Abbiamo l'esperienza tutt'oggi, un eccesso di indebitamento bancario perché le banche hanno fatto anche operazioni che dovevano finanziare non il circolante ma gli investimenti e quindi che richiedevano il mercato. Potevo prima, raccontato da Gallino molto bene la vicenda dell'Olivetti. L'Olivetti ha fatto il primo computer che io ho in studio
questo computer era un cinese che lo faceva, un ingegnere che è morto poco dopo di Adriano Olivetti, quindi si è trovata l'Olivetti in difficoltà, per di più un parente aveva trafficato, c'erano difficoltà nell'azienda, lo racconta Gallino, e io l'ho vissuto dall'altra parte, sentendo il racconto. Mediobanca doveva rientrare a tutti i costi nei suoi soldi, doveva rientrare, quindi ha imposto la cessione di tutta la parte informatica. Ha comprata l'Honeywell, che è stata la prima che ha fatto il computer da tavolo, ma non è detto, poteva andare male, cioè è un tipo di rischio che solo la borsa poteva sopportare, non è un rischio che può sopportare, e lo vediamo oggi in tutta la disciplina mondiale delle banche, dove si cerca di aumentare il capitale, di creare la posizione del rischio dove va a ficarsi, eccetera. Allora, la nostra situazione era questa. La nostra situazione dopo la guerra aveva assoluto bisogno di un intervento di tipo economia mista, come è stata chiamata dopo. IRI, imprese pubbliche. Teniamo presente che nell'ultima fase del fascismo le imprese italiane private rappresentavano un 5-10%, erano tutte o direttamente o indirettamente pubbliche. Poi dopo la guerra c'è stato lo sviluppo enorme dell'impresa familiare e delle grandi imprese diventate anche le familiari grandi imprese. Quindi abbiamo avuto uno sviluppo industriale. Congiunturale doveva essere l'intervento dell'economia mista. Lo dice Mattioli in una relazione a un consiglio della Banca Commerciale Italiana. Siamo nel 46, quindi proprio non c'è ancora la Costituzione. Dice: ho promosso la costituzione di una società per azioni, la quale deve avere l'obiettivo di finanziare imprese per ristrutturarsi dopo la guerra o per nuove iniziative per 5 anni, raccogliendo il finanziamento nel risparmio pubblico con obbligazioni. Durante i 5 anni le obbligazioni sarebbero state convertite in azioni, sarebbe stato collocato comunque sul mercato azionario in modo tale da consentire lo sviluppo del mercato azionario e la raccolta diretta da parte delle imprese. Poi si ferma, ci sono i puntini nella relazione, e dice: loro signori si renderanno conto sicuramente che è una iniziativa di fortissimo peso politico, ma non tocca a me occuparmi di questo. Circa 20 anni dopo, a Cuccia chiedono in un'intervista, in un intervento parlamentare, chiedono: ma scusi, lei si sente nel dirigere Mediobanca, dirigere un'entità pubblica o un'entità privata? Io sono come il centauro, metà pubblico e metà privato. Scegliete voi. Pubblico, era pubblico. Cioè la linea di Mattioli ha perso. Siamo negli anni 70, ha perso. Il sistema ha resistito. IRI, meccanismi, eccetera. Andiamo avanti. Le privatizzazioni hanno coinciso con la Banca Universale. Ah no, scusate, c'è un passo prima che è molto importante, la riforma societaria e tributaria. Come ho letto l'intervento di Franco Gallo, conta bene, come la riforma societaria che veniva da Ascarelli richiedeva di sviluppare quella parte che il diritto privato non sviluppa, Consob e discipline speciali di responsabilità per la raccolta tra il pubblico. Si basano su questo. Il punto fondamentale è la responsabilità civile. Dall'altro lato, un sistema tributario adeguato alla raccolta presso il pubblico. Il nostro sistema, proprio perché nasceva dal dopoguerra che voleva canalizzare la banca, faceva sì che non fosse conveniente l'emissione di obbligazioni da parte di società private. Tutt'oggi è raro, più in Italia, le nostre vanno all'estero. E ci sono tanti articoli, ci sono dove mio padre, proprio all'inizio poi di tutta la riforma,
sostiene assoluta equiparazione. Col credito d'imposta ne veniva una piena equiparazione o forse un vantaggio alla raccolta diretta. Come dicono anche autori dell'epoca, saggi, c'era bisogno di agevolarla, diceva Mattioli, la raccolta diretta, anche dandogli un incentivo quindi il credito d'imposta serviva a quello, dandogli un incentivo. Perché? Perché il paese non era abituato. Dopo la guerra non andava altro che alla posta, ma in quell'epoca si pensava e si doveva portare ad una raccolta diretta, che significava un cambiamento istituzionale, come diceva Mattioli, poderoso, politico, poderoso. Non c'è riuscito, non ci sono riusciti. Il credito d'imposta è caduto, in sede, tu l'hai raccontato, ma in sede di conversione della legge delega, in sede non di conversione, di approvazione della legge delega. Interessante è perché è caduto l'equiparazione della tassazione delle obbligazioni. Era previsto il 10% per tutti, ritenuto a titolo d'imposta. C'è stato un litigio tra le pubbliche e le private e le banche. Le pubbliche hanno dovuto accettare l'ENI, io l'ho assistito per telefono al litigio, dove De Gennaro diceva a Cefis, dopo pazientemente avergli spiegato perché doveva tenere la differenza tra 10 e 20 delle partecipazioni statali, con molta pazienza, improvvisamente dice, dottor Cefis, non avevo capito che parlava con lui, se fra 5 minuti non mi richiamo, ho dato le dimissioni. Pum, pum, ha suonato immediatamente il telefono ed è passato 10, 20, ma per le private 30. Cioè, qual è l'impresa privata? Fiat, perché si era abituati a parlare sempre di Fiat, la quale non andava direttamente al mercato obbligazionario. Si faceva fare un prestito da Mediobanca raccoglieva sul mercato, pagava l'imposta al 10% di ritenuta, pagava una percentuale per l'intermediazione di Mediobanca e aveva il finanziamento. Quindi il sistema ha resistito, il sistema del banco centrale. Ma non è tecnico, è politica la vicenda. Successivamente c'è stata la privatizzazione, c'è stato il fenomeno delle trasformazioni di società per azioni, di enti pubblici in società per azioni. Contemporaneamente però la Banca Universale. La Banca Universale sono diventate tante mediobanche e io mi sono sentito dire ad altissimo livello politico: Gustavo, tieni presente che l'unico settore che sa gestire bene ed è onesto sono le banche. Perché Poraccio era vissuto solo nel settore bancario. Mio padre diceva: noi le banche ce le può fare l'estero, noi siamo paese industriale, noi dobbiamo sviluppare l'industria. C'è stato il blocco. Praticamente le imprese, i noccioli duri, come si diceva all'epoca, prendendoli dalla Francia e poi sono diventati Italia, l'hanno fatti il sistema delle banche. L'hanno fatto il sistema delle banche coi privati, anzi era stato accusato Umberto Agnelli, perché era lui che si occupava di più di questa vicenda, di voler comandare alla Telecom con il supporto delle 5-6 banche che avevano investito senza investire in proprio. Poi è venuto Colarino, è successo quello che è successo ed è... E poi abbiamo la riforma delle società recente. La riforma delle società recente ha una caratteristica di fondo: comanda uno solo praticamente. È molto accentrato il potere. Data enfasi nella relazione, abbiamo abolito il dovere di vigilanza da parte del Consiglio nei confronti del delegato, perché si creavano situazioni di responsabilità oggettiva, soprattutto in sede di fallimento. Per forza, in sede di fallimento, perché fuori dal fallimento era rarissimo attivare l'azione di responsabilità. E poi, quando nel 1882 viene approvato il Codice di Commercio, alla Camera nasce il problema. Il Consiglio risponde in modo oggettivo,
e gli risponde Mancini: senatore, mi fa una domanda. Se uno accetta di fare quel mestiere, deve metterci tutta l'anima. E tenga presente che non è responsabilità oggettiva, è eventualmente, noi lo chiamiamo inversione dell'onere della prova, tecnicamente lo chiamavano bene, distribuzione della prova. Si presume che non abbia vigilato, quindi può difendersi, tanto vero che ho aggiunto in sede di legge che può scriverlo chi non è d'accordo sul registro. Quello è stato scritto in quell'epoca. D'altronde il dovere di vigilanza è proprio di tutti gli organismi che danno delega. Io, nel libro che adesso ho scritto sul Consiglio di amministrazione, sostengo che c'è, che non avrebbe nessun senso che nel sistema duale il Consiglio, c'è scritto, deve vigilare. Non avrebbe senso che il duale ce l'ha e invece l'altro non ce l'ha. Ma sono due sentenze, una dice di sì e una dice di no. Una è recentissima e dice non me ne frega, non sono responsabili perché soltanto in presenza di campanelli d'allarme hanno il dovere di muoversi i consiglieri, sì o no. Quindi il punto delle responsabilità è fondamentale per far funzionare il mercato. La facilità delle responsabilità civili che evita le penali ed evita un eccesso di burocratizzazione degli organi amministrativi di controllo. La riforma è tutta in linea opposta, accentra, e i patti parasociali che sono stati molto rafforzati e sono stati favoriti, poi sono caduti nell'uso, ma sono stati favoriti perché ce lo siamo visto negli anni passati. 10 persone comandavano il sistema delle grandi imprese. Si diceva, ormai erano diventati banche, non si sa più, le holding. Il sistema è crollato. Perché è crollato? Perché si sapeva, non poteva reggere in questa maniera. Io ho vissuto la parte della Telecom come consigliere di amministrazione per un certo numero di anni, ma abbiamo vissuto tutte le varie imprese, no? Né pubbliche né private, non c'era più chi rispondeva nemmeno con la regolamentazione amministrativa del settore pubblico, dell'IRI e delle imprese. Quindi, e poi sono crollate, perché il mercato mondiale, perché il mercato europeo è sotto il punto tecnico dall'entrata in Italia in vigore del nuovo sistema bancario europeo, che vieta, non so cosa faranno alla Deutsche, ma vieta un intervento straordinario se non denunciandolo alla comunità come assolutamente necessario per non destabilizzare il sistema. C'è la possibilità di farlo. Altrimenti la banca deve andare in fallimento o semifallimento e l'intervento è guidato, cioè è conosciuto, è reso pubblico, è esterno. In America è tutto stato noto, una legge c'è stata, eccetera. Quindi questo sistema ha impedito tecnicamente, ma già nei fatti stava accadendo. Perché abbiamo bisogno comunque di una riforma, di un sistema delle discipline delle società, anche tributario, coerente con le nuove situazioni che si sono determinate? Non c'è più il problema vecchio, c'è un problema, come accennerà anche Franco. Ma perché? Perché il nostro sistema, così accentrato e così privo di meccanismi privatistici di responsabilità, di azionabilità, finisce con l'essere di vantaggio agli stranieri che stanno comprando le imprese in Italia e in ogni caso sfavorisce la crescita delle piccole imprese. Provo a toccare dei punti, sono ancora in tempo, vero? Non tanto, ma provo. Primo punto che credo bisogno è la governance, cioè una netta separazione tra consiglio e delegato. Se voi leggete le vicende recenti di Wells Fargo, banca americana che ha avuto grossissimi problemi non di fallimento ma di correttezza o di violazione di regole sul mercato, la divisione di competenze è fortissima.
siccome il consiglio di amministrazione, il singolo consigliere sa di rispondere al mercato, è cattivo nei confronti del director, perché non vuole rispondere, quindi crea tutta una serie di situazioni. Quindi c'è bisogno assolutamente di un fortissimo. Dice, viene meno la fantasia e l'iniziativa del genio amministratore? No, non viene meno, fa parte del gioco, bisogna che sia responsabile. Parlo rapidamente. Stiamo attenti nel nostro sistema agli articoli sulla responsabilità dei gestori, e ne ho parlato con la vigilanza, sulla responsabilità della società di revisione e sulla responsabilità da prospetti. È penoso. Addirittura si può leggere, ed è scritto così, tecnicamente, letteralmente, che la società che ha emesso il prospetto può difendersi nei confronti del sottoscrittore dicendo che è stato poco diligente nel leggere il prospetto. C'è scritto così, è che è talmente assurdo che bisogna leggerlo in un'altra maniera. In lingua inglese la direttiva voleva dire un'altra cosa, quindi ci si può arrivare a dirlo, ma è scritto così, è scritto che può, quindi l'avvocato che difende l'impresa arriverà in Cassazione. Ci sono tanti altri trabocchetti, c'è la differenza tra il prospetto e il riassunto del prospetto, dove non si capisce di che cosa è responsabile. Può darsi, sono convinto, che dopo un certo numero di anni la Cassazione, guardate, la media tra il Tribunale e la Cassazione sono 10 anni, la media, arriverà a dire una soluzione e forse di buon senso, ma oggi si va in causa perché è scritto in questa maniera. È la responsabilità del revisore. Uno dei problemi, ce l'hanno tutto il mondo, il problema sono troppe poche le società, eccetera. Ma anche da noi era scritto così. Il revisore risponde perché si è preso nei confronti del mercato la responsabilità di aver dato un giudizio. Quindi se il giudizio non corrisponde, è lui che deve dimostrare che non poteva, perché gli era stato reso impossibile con frode o altro di certificare la società. Invece da noi è scritto, così è da prassi, così è proprio il modo che, e le sentenze sono pochissime, che tocca a chi agisce in responsabilità dimostrare che non è stato diligente, e la diligenza è anche aver seguito le regole della professione. Prove diaboliche, perché chi sta fuori non riesce. Perfino in Svizzera ci sono più sentenze sulla responsabilità dei revisori. Quindi l'altro punto sono la responsabilità, e non avrei nessun timore, come diceva Ascarelli, di introdurre anche in Italia le azioni derivate e di classe. Più l'azionabilità civile è forte, più ci sono cause civili, meno ci sono cause penali. Guardate, se c'era l'azione di derivata, sto semplificando molto, ma se c'era l'azione derivata, Monte dei Paschi finiva prima probabilmente la vicenda, non si trascinava in un pasticcio penale di cui non ci si capisce nulla. Avrebbero fatto 5 anni fa, 7 anni fa delle azioni civili e c'erano gli spazi per farle. Noi ci siamo trovati personaggi che erano al vertice di un'entità e che hanno chiesto il parere quando se n'è andato e l'hanno mandato via. Se era il caso, parere, se era il caso di fare l'azione di responsabilità, e il parere ha risposto di no, perché tocca al Consiglio di amministrazione fare l'azione. Poi me lo sono trovato da un'altra entità dove lui ha chiesto il parere per fare la responsabilità ad un altro. Ma non può questo. Vada al mercato, diffuso sul mercato, e vadano. Ma qui abbiamo il problema enorme. Ricerca, e lui adesso sta lavorando su questo. La giurisdizione è spaventoso, non funziona proprio, non ci sono santi. E se noi non abbiamo giurisdizione, abbiamo uno strovacarico amministrativo, perché Consob, Banca d'Italia parliamo onestamente, possono aver paura di non essersi occupati di tutto. In una vicenda che ho avuto recente, a Banca d'Italia, come l'avete detto questo, l'avete fatto quest'altro, siccome la società era soggetta anche alla vigilanza inglese,
l'organo inglese ha detto fammi sapere cosa era successo. Ah vabbè, questi sono fatti privati, avrete le cause se vi capita e dopo ci penserò dopo io. Ma adesso fate, basta, non mi date neanche più l'informazione, tranne delle cause che avete. Abbiamo avuto 2 cause, le abbiamo vinte, il mio cliente le ha vinte, era iniziata a settembre dell'anno scorso e a febbraio c'era già l'apprensione dei beni di colui che aveva, a nostro avviso, il giudice l'ha condannato, rubato all'interno dell'azienda. 4 mesi, primo grado. E non c'è il secondo, perché gli avvocati non vanno. Il problema grossissimo del nostro sistema, in effetti, sono anche gli avvocati. La giurisdizione, chiaro, non si... ma non solo la giurisdizione, ma tanti altri problemi vanno affrontati da chi non se ne occupa professionalmente. A Mitterrand avevano chiesto una volta per quale ragione la Commissione sulla riforma del codice penale trova in netta minoranza gli avvocati e i giudici penalisti, comunque giudici e avvocati. Perché sennò loro non fanno altro che farla come vogliono loro, bene che vada consolidando le massime. No, le riforme vanno fatte fuori, la riforma della giustizia va fatta senza la presenza dei giudici. Poi chiederanno il parere, scusate, mi sbaglio a dire giudici, perché a mio avviso il male peggiore nasce dagli avvocati. Noi abbiamo un sistema di avvocatura spaventoso, disordinatissimo, che si sono anche fatti le proprie leggi, che invece vanno fatte fuori, vanno fatte in altra sede. E questo è un problema enorme, è un problema che può bloccare, ma noi dobbiamo risolverlo. Ultimo, e finisco. Spero di non aver fatto troppa confusione, ma me lo dirà mia moglie stasera che dice che quando parlo faccio sempre un po' di confusione, e quindi mi piglierò la sgridata. E tutta questa vicenda di cui ho cercato di parlare e il filo conduttore è la società per azioni, la disciplina della società per azioni, la borsa, le discipline di contorno, le discipline di completamento, sono parte integrante della disciplina della Costituzione materiale del Paese. Non vanno presi in secondo piano, sono come la Costituzione, sono fondamentali. Ed è su queste leggi che poggia la separazione dei poteri economico-politico o politici o di interessi. Cioè è anche su questo punto che il sistema di mercato, inteso nel senso corretto, sto dicendo, perché vi assicuro, lo sapete anche voi, la disciplina americana, per dire, del mercato, la stessa disciplina francese che è andata più verso il mercato, è di una ricchezza. Anche noi abbiamo una massa di circolari e di istruzioni, ma 4 anni fa mi diceva un americano, quando io voglio cercare una disposizione nell'ambito della SEC, della Security Exchange Commission, e so dove partire dall'articolo e mano a mano, mentre da voi divento pazzo, perché perfino una lettera può contenere una istruzione. Quindi io devo vedere tante cose confuse, una iperamministrazione di questo tipo. Concludevo richiamando che il lavoro che è stato fatto da Ascarelli in poi, e dico Ascarelli perché l'allievo mio padre, e poi De Gennaro che mi era vicino, io ho lavorato con lui, avevano in testa, ma soprattutto la parte più politica che era mio padre, che questo settore tributario e societario è parte integrante dello sviluppo del Paese e a noi è andato male. Noi è andato male proprio a partire dagli anni 70-80, dove ci voleva la svolta. Dovevamo andare davvero alla borsa, non a parole. E stupisce, chiudo subito, che la stampa, e questo significa che non abbiamo stampa profonda, ogni volta che esce una disposizione, legge nuova fallimentare, che bello, hanno fatto la legge fallimentare, ma se la sono studiata, l'hanno vista. Hanno visto che non c'è più il fallimento, che è tutto trattato, che c'è un ipertrattamento. Se ne sono occupati che questa legge fondamentali, che sono la disciplina delle società e la disciplina
del fallimento, per questa parte qui, in quell'epoca lì, c'è stata una presenza fortissima di Banca d'Italia, del settore bancario, anche della Confindustria, ma a un certo momento l'allora Presidente ha detto, mi hanno detto che è meglio non occuparmene. Si pensa alla Sony. Politicamente i giornali se ne sono occupati, ogni cosa che usciva era un canto, e poi è colpa di anni prima, cioè manchiamo di una visione a medio termine, ma credo che sia faticoso oggi non affrontare il problema, perché certo andiamo avanti lo stesso, ma lo vedete, lo straniero compra ed è bene che compri, ma incomincia già a sfruttarle queste leggi, le sfrutta proprio. Io non lo sapevo, ma da un po' di anni esiste e diventa sempre più importante l'associazione delle imprese estere in Italia. Era piccola piccola, sta diventando grossa, è un'associazione. Grazie.